verità mi ha sempre curato. Finalmente ho trovato il modo di dirlo, che è questa storia, in questo film, e allora la storia la racconto davvero. Liberazione è una bella parola, è una parola molto sottovalutata perché non ci si rende conto del fatto che quando rimaniamo vittima della paura, della stigma e dell'idea che vederci fratturati, fragili e insicuri, danneggiati sia una cosa negativa, il dolore va represso e si mostra soltanto la patina filtrata e di successo, no? È una fatica incredibile forzarsi verso questa bipolarità assolutamente faticosa, perché comunque la gente ti amerà o ti odierà in ogni caso. Allora, tanto vale che ti possa amare o odiare per quello che sei veramente, cioè c'è una liberazione di fondo che io ho messo in piedi per me, solo per me. E non so neanche io perché l'ho fatto, forse perché a 20 anni ho iniziato ad entrare in questo mondo di delirio e ho avuto paura dell'ignoranza, di non crescere, di rimanere convinto e affezionato a questa bolla dorata nella quale non imparavo nulla. Quindi un po' per disperazione, un po' per fortuna, un po' per follia, mi sono ripreso il bisogno di guardarmi allo specchio, togliere quella patina di polvere e dire ok, io sono questo. E quando sono riuscito a fare quello, fine, non c'è stato nessun problema. Soluzione è la parola chiave, perché di soluzione non si parla abbastanza, si parla dei problemi. I problemi attirano, il problema della droga, il problema dell'alcol, si parla di ragazzi che bevono troppo, ma non capiamo che l'alcolismo ha una matrice genetica e va trattato. L'ossessione e la dipendenza da una sostanza sono qualcosa di più grave dell'abuso. L'abuso è un sintomo, la base di quel sintomo è una condizione, quindi non è una disgrazia. Parlarne è importante. Viviamo in una cultura nella quale ci si vergogna del problema. In questo devo ammettere che la vita all'estero mi ha liberato da queste catene, perché qui in America chi ha un problema lo espone, perché si applaude la voglia di risolvere, che è una cosa bellissima. Allora, perché non farlo? Non esiste forza spirituale, non esiste forza interiore senza il lavoro. Se tu pensi alle persone più spirituali che conosci, pensa ai monaci buddisti, lavorano la terra, scavano le pietre, intagliano il legno, il lavoro fisico, la dedizione, ti astraggono da quel mondo di occlusione che la dipendenza e l'ossessione verso il proprio mondo interiore ti costringe a fare. Ehm, la cosa più pesante di una dipendenza non è l'eccesso della sostanza, è il bisogno di isolarsi. C'è una cosa che diciamo spesso nei gruppi di recupero, che in inglese è molto più scorrevole, e dice "You're as sick as your secrets", cioè più sei nel segreto, il grado di malattia è pari al grado di segretezza. Meno, meno vivi nel segreto e più guarisci. E questo è il centro, per cui sicuramente questo documentario ha un valore catartico, come lo è stato il coming out. Io il coming out non l'ho fatto per gli altri, l'ho fatto dopo anni di analisi, di autolesione, di dolore, quando sono arrivato al punto di capire che questo ero io, ero quello che volevo, e volevo una storia d'amore, e la storia d'amore la potevo trovare soltanto se potevo andare in giro nel mondo a cercarlo questo amore. Allora cosa si fa? Si dichiara, ed è stato così. Ehm, quella liberazione poi è diventata soluzione anche o ispirazione per qualcun altro, ma ti assicuro che io non l'ho fatto per nessuno, se non per me, perché alla fine noi siamo gli unici che possiamo salvare noi stessi. Allora quando stiamo bene possiamo aiutare gli altri, ma se siamo fratturati non possiamo correre in aiuto di nessuno. Quindi non è un documentario, non mi propongo di salvare la vita di nessuno, mi propongo di salvare la mia. Poi se qualcuno potrà attingere qualcosa, sono davvero felice, ma proprio tanto.